Allora, sarà già una settimana che sulla stampa nazionale era iniziata con che c'era la possibilità che Luigi Di Maio, l'ex ministro degli esteri, ex vicepresidente del Consiglio, ex capo politico dei 5 Stelle, avesse la possibilità di essere nominato da una commissione indipendente dell'Unione Europea come rappresentante europeo per il Golfo Persico. Questa candidatura non è una candidatura politica, al contrario di quello che ha dichiarato l'onorevole Tajani, che è appunto di Forza Italia. E questa nomina non è stata fatta dal governo precedente, ma è una nomina, diciamo, tecnica che viene presa, almeno questo lo leggo sul Corriere della Sera di oggi, viene presa in base a una serie di curriculum, in pratica. Di quelli che sono stati nominati, che si sono proposti, quello che ha nel curriculum maggiore esperienza è Luigi Di Maio. Allora, queste critiche onestamente mi sembrano un po' la situazione che abbiamo a Chioggia, nel nostro territorio. Chioggia comune del veneziano, è il secondo, dopo Venezia c'è Chioggia. Siamo riusciti, o per fortuna o per capacità, io dico per capacità, a far nominare 3 consiglieri regionali nel Consiglio regionale del Veneto, unico comune in tutto il Veneto che ha 3 consiglieri regionali, tra l'altro una cittadina di 50.000 abitanti, un po' meno di 50.000 abitanti. Venezia ce n'ha uno, non so Padova quanti ce n'hanno, ma sicuramente non credo che ce n'hanno almeno 3, anzi sicuramente non ce n'hanno 3 in pratica, e quindi non si tratta solo così di campanilismo, si tratta che è giusto dal punto di vista democratico che ci sia una rappresentanza, un paese, una città, un comune, una provincia riesce a esprimere con forza delle candidature e la democrazia va benissimo. Vedo un parallelo tra quelli che a Chioggia criticano senza sapere, alcuni in buona fede, altri in perfetta malafede, il fatto che qualcuno dice: ma cosa serve avere i consiglieri regionali, cosa fanno? Come se questi stessero tutti i giorni a leggere i giornali, a seguire cosa si fa in consiglio regionale e ad altre situazioni. Probabilmente è gente che, con tutto rispetto, difficilmente apre un quotidiano, difficilmente legge qualche articolo, probabilmente si ferma solo ai titoli. Allora, tornando in scala più grande a livello nazionale, mi fanno sorridere questi che criticano il fatto che Di Maio possa rappresentare l'Italia all'interno, in realtà non rappresenta l'Italia, rappresenta l'Unione Europea, se verrà nominato, rappresenterà l'Unione Europea per quanto riguarda i rapporti con il Golfo Persico. Quindi è una nomina importante. Io da uomo di mezza età, da chioggiotto, da italiano, sono contento che ci vada in italiano. Per quanto riguarda l'escursus politico, il passaggio politico, gli errori politici che ha fatto Di Maio in passato è un'altra storia. Adesso speriamo vediamo se avremo da criticare, criticheremo eventualmente sul lavoro che farà, su quello che farà, e aspettiamo. Io spero, invece mi auguro e spero che Di Maio venga eletto, ma non perché era dei 5 Stelle o perché era di un altro partito, ma perché è un italiano ed è giusto che all'interno della nostra casa europea abbiamo rappresentanti anche italiani, e se viene nominato perché il suo curriculum è di qualità e di esperienza maggiore rispetto ad altri cittadini europei, ben venga. Ecco. Ricordiamoci parallelo tra un rappresentante europeo e i consiglieri regionali.